Migranti sul protocollo firmato da ANCI e Regioni, interviene il presidente del Veneto Zaia sull'accordo dette troppe falsi tasse. L'emergenza viene lasciata alle prefetture, ci ritroviamo le tendopoli. Immigrazione, in casa Lega clima incandescente, getta benzina sul fuoco l'europarlamentare da Re che si rivolge a Zaia e Conte. Se vogliono l'accoglienza diffusa si portino i migranti nei loro uffici. Furti da Tony Del Spin all'osteria contemporanea, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il presunto autore, un cuoco 27enne. Aveva razziato il magazzino del caffè teatro a Mogliano Veneto, i 6 ragazzini coinvolti sono stati raggiunti dagli avvisi di garanzia, il titolare e questi giovani vanno aiutati. Laboratori tessili Tugurio e tasse non pagate, la Guardia di Finanza ha controllato 3 opifici, 3 comuni di Cariano e Nervese, riscontrando diverse irregolarità. Via del Mare, dalla 4 a Jesolo per la regione, aggiudicazioni vicine all'opera da 18 km sarà realizzata in 18 mesi, intanto in Treviso Mare inaugurata la nuova rotatoria in Vaglio. Caldo torrido, l'intera provincia nella morsa dell'AFA, a soffrire sono anche gli animali col diretti lancio all'allarme, la produzione del latte è in calo del 20%. Scade la revisione stoppata alla funivia del Faloria Cortina, una tegola in piena stagione per la società che tra capo e collo sta cercando di riparare ad un errore di valutazione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli l'avete sentito, in primo piano l'immigrazione, ed è proprio su questo che vogliamo proporvi il nostro sondaggio. Accoglienza diffusa per i migranti è la strada giusta, se siete d'accordo, quindi volete rispondere sì con il verde, lo vedete 0422 1626 691, se invece volete rispondere no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque, prima uscita del presidente Zaia nella Marca dopo le polemiche legate al protocollo dell'accoglienza, testo che non è stato ancora reso pubblico ma già firmato, affonda ogni voce di tensione interna, il presidente parlando di emergenza reale. Il protocollo non è per imporre qualcosa a qualcuno, ma dice semplicemente noi vogliamo scongiurare le tendopoli, vogliamo scongiurare le nuove Cona. Lo scopo in soldoni è quello di scongiurare un ritorno agli hub. Il presidente Luca Zaia, alla sua prima uscita pubblica dopo le polemiche legate all'accoglienza dei migranti, torna a difendere il protocollo sull'accoglienza diffusa. Un accordo firmato, non ancora reso pubblico, ma che rappresenta per le regioni l'unica possibilità a fronte dell'emergenza di avere un peso e di farlo avere ai comuni. Visto considerato che noi siamo fuori da questa partita, abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, è scritto nel protocollo, si convolga la regione e l'ANCI, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al Ministero degli Interni, è stato approvato, quindi non è vero che è una roba inventata in casa. E con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Stato di emergenza sull'immigrazione dichiarato il 16 di aprile con tanto di introduzione di commissario. Ho sentito il segretario Stefani più volte, dice Zaia, non c'è tensione. Non difende il presidente l'accoglienza diffusa, ma soffoca le polemiche anche interne alla Lega nate con la chiusura di questo protocollo. L'accoglienza diffusa è un falso problema. Io penso che ai sindaci non debba essere imposto nulla. E mai nessuno ha imposto nulla. Quando vedrete il documento fatto con la prefettura, non è un documento che dice a te 5, a te, dice evitate cari prefetti gli mega sembramenti, le serena della situazione. Sentire tante cretinate che ho sentito sul documento decisamente no, almeno qualcuno abbia quantomeno la pazienza di leggerlo. Nelle stesse ore Mario Conte tornava a parlare di protocollo, un accordo che nulla toglie al lavoro, ricorda il presidente di ANCI Veneto, che il governo con la Lega sta facendo per tentare di fermare gli sbarchi. Noi non vogliamo che le nostre comunità paghino un prezzo troppo salato di questo fenomeno migratorio, però cerchiamo anche di mettere sul tavolo delle soluzioni alternative proprio per non mettere la testa sulla sabbia o per non voltare le spalle a quelle persone che comunque stanno manifestando un bisogno. In caso Lega il clima continua ad essere incandescente sul tema dell'accoglienza dei migranti, getta benzina sul fuoco l'europarlamentare Gian Antonio Da Re che si rivolge a Zaia e Conte. Se vogliono l'accoglienza diffusa si prendano i migranti e li portino a Palazzo Balbi e a Casugana. L'idea di Luca Zaia è un'idea, non è l'idea della Lega, perché la Lega a Roma non ha cambiato assolutamente la posizione
che è quella di prima, è quella di adesso e anche quella di domani. Se poi Zaia ha cambiato idea, se li porti a Palazzo Balbi. Non usa mezzi termini, l'europarlamentare del Carroccio Gian Antonio D'Arè si scaglia contro chiunque parli di accoglienza diffusa dei migranti, si tratti anche del presidente leghista della regione Veneto. Il modello è il respingimento. Non possiamo accettare l'Africa. E se la prende D'Arè anche con il governo e la Premier. La Meloni aveva detto a suo tempo useremo la marina militare, infatti la sta usando per andarli a prendere. Stessa linea anche nei confronti di Mario Conte, che da presidente di ANCI Veneto ha sottoscritto l'idea di Zaia. Lui è sindaco di Treviso, se vuole, se li accoglie lui. Giustamente da sindaco può decidere l'assessore al sociale e li accoglie. Ma ci sono altri sindaci che non sono dell'idea di Mario Conte. Attenzione che è un amico della Lega, ma su questa idea ci sono idee diverse. Gongola l'opposizione, benvenuti nella realtà, dice la capogruppo del PD in regione Vanessa Camani. C'è uno scontro politico molto forte tra uno dei più importanti partiti di governo e il presidente della regione, che fino a ieri sembrava essere, come dire, la punta di diamante di questo movimento politico. Sentire D'Arè che dice chiaramente l'idea di Luca Zaia non è l'idea della Lega è per la prima volta un'affermazione che sostanzialmente sconfessa le posizioni politiche di Luca Zaia e lo mette in minoranza, devo anche dire, dentro il suo partito. E questo è un fatto politico molto rilevante e che ovviamente espone poi la nostra regione al rischio di un caos nella gestione migranti. Alza le mani l'assessore regionale allo sviluppo economico Marcato. Io prendo solo atto che l'ordinanza 984 che detta le regole di questo modello di accoglienza è della Presidenza del Consiglio e quindi è di questo governo. Punto. È il modello di uno e il modello dell'altro. È un'ordinanza del governo italiano che mi risulta essere sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. Punto. E tra Treviso e Casier gli occhi sono puntati sulla caserma Serena, i numeri stanno aumentando velocemente, dice il sindaco Cararetto, da Azione appoggio a Mario Conte, serve pragmatismo. Diffusa ben venga, però dobbiamo anche ricrederci sulle disponibilità che possono esserci, perché i comuni, io credo anche i colleghi sindaci, non è che abbiano disponibilità di poter mettere delle strutture a disposizione, perché dobbiamo tener conto anche dei disagi che abbiamo nei nostri territori. In linea di principio, dice, sia l'accoglienza diffusa, ma per Renzo Carrareto, sindaco di Casier, i municipi vanno sostenuti sia in termini di spazi che di risorse. Tra l'altro proprio Casier condivide con Treviso il nodo dell'ex caserma Serena, che sta raggiungendo quota 500 ospiti. Erano poco più di 200 fino a poco tempo fa. La caserma Serena sappiamo che i numeri sono aumentati per questi arrivi nuovi che ci sono. Credo che sia arrivati anche a dei numeri che più di così non si può, per non farla scoppiare, perché non vorrei mai, e ricordo a tutti, che non ci succeda quello che è successo nel 2020. Era il giugno di 3 anni fa quando all'interno del lab scoppiarono delle rivolte con un clima esacerbato dalla pandemia. Da allora non si registrano problemi, ma visto il trend si cammina sul filo. I grandi centri come la Serena hanno un limite, possono essere una prima accoglienza, dobbiamo dare atto che ha funzionato, nel senso che è stata gestita bene, ma qui stiamo parlando di 150 arrivi al giorno, noi possiamo anche fingere di erigere muri, che non ci interessi l'immigrazione, ma l'immigrazione c'è e possiamo decidere di gestirla male o gestirla bene, per cui meglio gestirla bene. Azione Italia Viva quindi promuove la linea Zaia Conte, sullo sfondo peraltro c'è la carenza di manodopera nelle imprese. Guardiamo in faccia la realtà, anche le categorie economiche ci dicono che oggi abbiamo bisogno di un saldo migratorio in cui i migranti scelgono di vivere nei nostri territori, possiamo girarci dall'altra parte, creare insicurezza, possiamo gestire il fenomeno e pensare allo sviluppo. Siamo alla cronaca, furti da Tony del Spin e all'osteria contemporanea, arresti domiciliari, braccialetto elettronico per il presunto autore, un cuoco 27enne.
Arresti domiciliari, applicazione del braccialetto elettronico per il 27enne accusato di aver messo a segno una serie di furti in ristoranti della Marca nelle scorse settimane. Il giovane, di origini magrebine, residente a Treviso, di professione cuoco, era stato arrestato lo scorso maggio per un furto alla pizzeria Al Laghetto di Treviso e sottoposto ad obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Successive indagini dei carabinieri hanno permesso di acquisire elementi tali da attribuire al 27enne anche altri 2 clamorosi furti messi a segno il 2 e il 3 luglio da Tony Dal Spin e all'Osteria Contemporanea in via Inferiore a Treviso. Per questo l'autorità giudiziaria, considerando la condotta illecita del giovane mentre era già sottoposto a delle misure cautelari, ha ritenuto opportuno disporre l'aggravamento delle stesse, ponendo il giovane agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Avevano razziato il magazzino del Caffè Teatro a Mogliano Veneto. I 6 ragazzini coinvolti sono stati raggiunti dagli avvisi di garanzia. Il titolare e questi giovani vanno aiutati. Avevano fatto irruzione in questo magazzino scassinando la porta. I 6 ragazzini che la notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno scorso avevano saccheggiato il locale del Caffè Teatro a Mogliano. Una banda di minorenni tra i 15 e i 16 anni, tutti identificati e raggiunti nelle scorse ore dagli avvisi di garanzia. È un dispiacere sapere che ci sono questi problemi nella nostra società, nel nostro piccolo paesino. Quello che bisogna risolvere è aiutare questi ragazzi, non metterli in croce perché fanno delle azioni pesanti, devono essere aiutati. Così il titolare del locale che si dice dispiaciuto per azioni tanto gravi commesse proprio da ragazzini molto giovani. Troppo giovani che se a questa età combinano queste bravate andando avanti con gli anni possono solo che peggiorare la loro situazione. Questo è il momento di intervenire. Giovani, ma si tratta di un reato, deve essere fatta giustizia, spiega il sindaco di Mogliano. Sono minorenni, però certe cose assolutamente non vanno lasciate passare. In questo caso si tratta di un furto con scasso, quindi assolutamente che venga fatta giustizia. I carabinieri con il supporto della polizia locale hanno identificato il gruppetto, per lo più studenti della zona. Dopo il furto sono state visionate anche le telecamere davanti al locale, immagini che hanno contribuito alle indagini. Tutti devono rispondere dei reati di furto aggravato e danneggiamento davanti al giudice del Tribunale dei minorenni di Venezia. A raccontarci quanto accaduto quella notte proprio il titolare, che ci mostra alcune foto. Qua si sono presi acqua frizzante, l'Aperol, i bicchieri, si sono fatti gli spritz notturni, poi al pomeriggio continuavano a prendere ancora acqua perché avevano sete. Spaccato sedie, vabbè. Le bottiglie con l'Aperol, bicchieri, si sono presi anche i bicchieri perché bottiglie da litro e poi ce n'erano in giro dappertutto. Intanto il sindaco spiega che nell'ultimo periodo è stato rafforzato il sistema di videosorveglianza. In 3 anni sono stati stanziati quasi 800.000 euro, coprendo le zone più importanti della città, comprese le piazze. Si è risvegliato dal coma a quasi un mese dalla lite in strada per una mancata precedenza. Il 39enne kosovaro di Loreggio ha riaperto gli occhi e ha riconosciuto la compagna. Non ricorda nulla di quello che però è accaduto il 19 luglio scorso, quando è stato tramortito con un pugno da un campione di arti marziali 23enne di San Martino di Lupari davanti al parcheggio della Baita al Lago di Castelfranco, al culmine di un violento litigio tra 2 automobilisti. La prognosi del 39enne inciderà anche sulla contestazione penale al 23enne che lo ha colpito, che per ora è indagato per lesioni gravi, ma l'ipotesi di reato potrebbe essere modificata in eccesso colposo di legittima difesa, visto che dalle ricostruzioni investigative sarebbe stato il kosovaro a innescare la lite aggredendo il 23enne. E continuiamo con la cronaca. Laboratori di Tugurio e tasse non pagate. La Guardia di Finanza di Treviso ha controllato 3 opifici tra i comuni di Cairano, San Marco e Nervesa della Battaglia, riscontrando diverse irregolarità. 2 laboratori sono stati sequestrati.
Il capannone forno con le porte aperte, all'interno qualche ventilatore, macchine da lavoro sommerse di stracci, aghi sparsi sui tavoli tra sacchi dell'immondizia. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 3 laboratori tessili ubicati nei comuni di Caerano San Marco e Nervesa della Battaglia, in cui non venivano rispettate anche le minime norme in materia di sicurezza. I lavoratori erano assunti regolarmente, sì, ma le condizioni in cui operavano erano del tutto fuori legge. Situazioni di degrado assoluto e scarse condizioni igienico-sanitarie, soprattutto pericolo per l'incolumità dei lavoratori. Uno di questi 2 opifici era stato ricavato senza alcuna autorizzazione di natura urbanistica al piano terra di un edificio residenziale. In uno dei laboratori gli scarti di lavorazione venivano bruciati sul retro. Tra le irregolarità riscontrate anche quelle di natura fiscale. Quello che abbiamo avuto modo di riscontrare è che questi laboratori spesso vengono gestiti da delle imprese, aziende cosiddette apri e chiudi. Queste imprese per un ristrettissimo periodo temporale operano, salvo poi essere dismesse e sostituite da altre aziende che continuano a lavorare nel medesimo laboratorio, cambiando semplicemente denominazione e partita IVA, ma lavorando per i medesimi clienti con gli stessi fornitori. L'approfondimento della posizione sulle 3 ditte che gestivano i laboratori con un fatturato dichiarato di 150.000 euro ha portato alla luce debiti nei confronti del fisco per 850.000 euro. Gli amministratori delle imprese sono stati denunciati, 2 opifici sequestrati. Controlli straordinari lungo le strade nel fine settimana appena concluso, pianificati a livello nazionale dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per contrastare comportamenti scorretti alla guida e prevenire gli incidenti stradali. 109 le pattuglie messe in campo da forze dell'ordine e polizie locali con il coordinamento della Prefettura, 230 gli operatori, veicoli fermati, sono stati 1.375 per un totale di 1.587 persone sottoposte a controllo, 25 casi di guida in stato di ebbrezza, 41 verbali per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In 5 casi è stato riscontrato l'utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida, 10 le violazioni per guida pericolosa. Nel complesso si è proceduto al ritiro di 42 patenti, 13 carte di circolazione e denunciato 16 persone, 669 in totale punti di patente da decurtare. È stata inaugurata questa mattina la nuova rotonda di Vallio in comune di Roncade lungo la Treviso Mare, un'occasione per tornare sul progetto di un'altra infrastruttura importante, la Via del Mare. Per il presidente della Regione Veneto, la rotonda di Vaglio di Roncade sorge in uno dei punti neri della viabilità della Marca. È stata una delle opere per la quale il sindaco Pieranna Zottarelli si è più battuto. Alla fine i soldi sono stati trovati, 4,7 milioni di euro. I lavori eseguiti in tempi record. La rotatoria risolve uno degli snodi più caldi della Treviso Mare. Qui ci sono stati degli incidenti anche mortali e quello che è il nostro obiettivo è l'incidente zero, feriti zero, morti ovviamente zero. E quindi con questa nuova rotatoria, con gli ampliamenti che ne sono seguiti, con i monitoraggi che andremo a fare fino a che non si ultimino i lavori, in modo da apportare eventuali correttivi, vogliamo garantire la sicurezza di tutti coloro che circolano in strada. Occasione ghiotta la festa di oggi per tornare sulla Via del Mare, questa volta con tempi e cifre già stabiliti. Di fatto stiamo definendo tutte le procedure burocratiche per l'aggiudicazione definitiva. Ogni volta che ci sarà l'aggiudicazione definitiva, il passo successivo sarà la firma della convenzione. Nel momento in cui avremo la firma della convenzione avremo un concessionario che realizzerà e gestirà la Via del Mare. Allora a quel punto io ho già detto a tutti i sindaci state tranquilli perché nel momento in cui ci saranno tutte le condizioni apriremo il tavolo per la discussione. Sono quasi 200 milioni di euro di opera, verrà realizzata in 36 mesi, quindi in 3 anni avremo l'opera realizzata, un pedaggio di 2,40 euro per tutto il tratto per i veicoli leggeri e 4 euro per i pesanti, ma ricordiamoci i comuni residenti, cioè i residenti dei comuni attraversati non pagano nulla. Il progetto definitivo, chiarisce De Berti, sarà da realizzare insieme, nulla sarà calato sulla testa dei primi cittadini. Ad oggi esiste solo un tracciato, 18 km e 600 metri, ai quali, auspica la Regione, dovrà aggiungersi un nuovo progetto per risolvere il nodo tra la rotonda Frova di Jesolo e Cavallino Treporti. Esenzione al pagamento per 2 anni per i comuni di Treviso, Silea, San Biagio di Callalta e Monastier.
Fuggono durante un controllo arrestato dai carabinieri della stazione di Casale sul Sile un 32enne tunisino ed è ferito in stato di libertà un suo connazionale 31enne, entrambi nullafacenti. È accaduto la sera del 14 luglio quando i militari dell'Arma hanno fermato una Lancia Y con a bordo 2 uomini da subito apparsi sospetti ai militari. Il conducente ha tentato di ripartire nonostante il controllo in atto, venendo immediatamente bloccato, mentre il passeggero è sceso rapidamente dal veicolo riuscendo a dileguarsi a piedi, ma abbandonando però il proprio portafoglio contenente documenti di identità all'interno dell'abitacolo. All'interno dell'auto i carabinieri hanno trovato 452 grammi di cocaina suddivisa in 2 involucri di cellophane, mentre la perquisizione presso l'abitazione del fermato ha consentito di sequestrare 4.100 euro in banconote di vario taglio ritenute verosimilmente provento di precedente attività di spaccio. 4.000 nuovi posti per aspiranti medici, la notizia è stata resa nota oggi. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha aumentato del 30% il numero dei posti che saranno messi a disposizione per le facoltà di medicina. I posti per gli aspiranti medici salgono dagli oltre 15.000 dell'anno accademico 2022-2023 agli oltre 19.000 del 2023-2024. Si tratta di un numero superiore alla richiesta della Conferenza Stato-Regioni sul parere del Ministero della Salute e che tiene conto del fabbisogno di nuovi medici in tutto il territorio nazionale. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo ora del caldo torrido. L'intera provincia nella morsa dell'afa. A soffrire sono anche gli animali. Coldiretti lancia l'allarme, la produzione del latte è in calo del 20%. Superati i 35 gradi oggi pomeriggio a Treviso, seconda città più calda del Veneto dopo Vicenza che ha sfiorato i 36. Anche la Marca bolle per questa seconda ondata di caldo che sta investendo l'Italia intera. Temperature molto alte non solo in pianura ma anche in collina, con i 33 gradi e mezzo di Vittorio Veneto e i quasi 33 di Valdobbiadene. Massima attenzione soprattutto per anziani e soggetti fragili per i quali valgono le consuete raccomandazioni dal non uscire nelle ore più calde a bere molto. Ma a soffrire delle temperature torride sono anche gli animali domestici come da allevamento. A lanciare l'allarme Coldiretti. Nelle aziende agricole sono soprattutto le vacche da latte a risentire dell'afa. C'è già un calo della produzione che può arrivare a punte anche del 20%, dal 10-15 ma anche il 20%. È anche vero che certi allevamenti si sono attrezzati con dei mitilatori, con dei sistemi per affrescare e aiutare appunto gli animali a superare questo momento critico. Agricoltura alle prese con il caldo ma che sta facendo ancora i conti con l'ondata di maltempo di giovedì scorso. Problemi soprattutto per i vigneti abbattuti dal forte vento ed è corsa contro il tempo per risollevarli. Bisogna assolutamente il prima possibile rimettere in piedi per fare quell'intervento che vada a sanare, diciamo, eventuali malattie che possono essere sorte dopo la grandinata o dopo la pioggia e anche in una situazione così estrema. Credo che comunque l'efficienza e la velocità dei nostri agricoltori farà sì che faranno di tutto e si farà di tutto per rimettere in piedi il prima possibile e salvare il raccolto. Saranno celebrati domani pomeriggio nel Duomo di Ivrea i funerali di Monsignor Luigi Bettazzi, morto ieri all'età di 99 anni. Era nato a Treviso il 26 novembre del 1923 ed è stato tra i protagonisti della storia della Chiesa del Novecento. Alla Marca era rimasto profondamente legato come testimone anche il vescovo Monsignor Michele Tomasi. Mi colpiva sempre il fatto che adesso il 10 agosto avrebbe festeggiato i 60 anni da vescovo, cioè più anni lui da vescovo che io su questa terra, ma insomma mi colpisce tanto ed è una persona che ha fatto tanto per la Chiesa universale, per la Chiesa in Italia, ha fatto tanto per la pace, per il dialogo anche con le altre religioni, per la giustizia sociale. È stato veramente un grande vescovo che adesso ci manca. Ed è stato sempre molto vicino, era vicino con una telefonata ogni tanto, era vicino mandando la sua pubblicazione annuale, ogni anno scriveva un libricino e me lo mandava con la dedica. Era molto legato a Treviso dove era nato e credo che abbia dato tanto anche a noi. Ecco, testimone di un concilio, quello Vaticano II, fondamentale per la Chiesa e ancora attuale.
Sì, ancora attuale, ci siamo dentro nella realizzazione del Concilio Vaticano II, il grande programma di rinnovamento della Chiesa di Papa Francesco non è altro che tornare a quelle decisioni, a quei testi e soprattutto a quel modo di intendere la Chiesa, un popolo insieme, in cammino, che vuole prendersi cura di questo mondo perché ha una parola buona da dire, è la parola del Vangelo. Questa mattina a Mogliano Veneto operai al lavoro per demolire il sostegno della linea elettrica Villabona-Fanna. L'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Si tratta di un intervento strategico, presente anche Pietro Vicentini, responsabile concertazione e autorizzazioni di Terna SPA. Eccolo il momento clou. Una parte della punta del sostegno della linea aerea Villabona-Fanna viene staccata dopo essere stata sbullonata dagli operai. Da qui, dopo essere stata appoggiata a terra, verrà portata in un'area dove verrà demolita in sicurezza. L'importanza di queste iniziative è proprio nel aumentare la qualità della vita dei nostri territori, e per quanto riguarda gli interramenti che stiamo facendo in molte parti del Veneto, è un'attenzione all'ambiente davvero importante. C'è una collaborazione anche con l'università, perché questi sono interventi ad altissimo tasso di innovazione e di ricerca. La demolizione di questa mattina rientra all'interno di un piano di interventi strategici che riguarda il riassetto della rete elettrica locale di Mogliano Veneto e di altri comuni nel Veneziano e nel Trevigiano per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. L'operazione prevede lo smantellamento di 55 km di elettrodotti aerei e di 245 sostegni risalenti agli anni 50 che attraversano aree pubbliche e di pregio ambientale. A Mogliano in particolare sono stati liberati 21 ettari di territorio grazie alla rimozione di 32 tralicci, e questo rappresenta un passaggio importante che permetterà di riconsegnare alla piena disponibilità delle comunità, ma anche dei privati, spazi e aree pubbliche. E i progetti non mancano. Qui in particolare dove siamo c'era sempre l'idea di ampliare l'impianto sportivo del calcio, siamo sempre rimasti bloccati. Qui a sud c'era la proposta di un project financing per un campo da paddle che è rimasto fermo perché c'era la linea elettrica. Questo intervento è rappresentativo della buona collaborazione tra Terna SPA e la Regione Veneto. Collaborazione che è fondata in particolar modo sulla progettazione partecipata, sul dialogo con le amministrazioni e con il territorio, e che ha portato i suoi frutti sia per quanto riguarda interventi di sviluppo da prevedersi nella Regione, sia per quanto riguarda tutti quegli interventi di mitigazione e alleggerimento del peso delle infrastrutture sul territorio, come è un esempio evidente quello che stiamo svolgendo oggi. Non alle demonizzazioni degli alcolici rispetto alla legge irlandese che impone sulle etichette l'avviso dei pericoli per la salute. Interviene il distillatore trevigiano Castagner che propone una soluzione anche a chi si deve mettere al volante. L'idea che soprattutto nei paesi del nord Europa vogliono demonizzare il consumo di vino di superalcolico italiano, dico non ci sto, perché noi siamo in una terra dove ci ha insegnato il bere moderato, ci ha insegnato la cultura del vino e il cibo, e quindi stasera è proprio un esempio come dobbiamo insegnare agli altri, comunicare agli altri che bere in maniera moderata vino e alla fine un distillato aiuta a vivere meglio. No alle etichette sanitarie per vini e superalcolici. Nel dibattito a livello europeo sulla scelta dell'Irlanda di introdurre sulle etichette i possibili danni causati all'organismo dall'uso di alcol, interviene il distillatore di Vazzola Roberto Castagner, critico sulla legge approvata nel paese oltremanica. Addirittura dice che l'alcol è cancerogeno, noi invece ci sono scienziati che dicono che l'alcol non è cancerogeno, dipende sicuramente come tutte le cose dalla quantità, ma noi siamo proprio come cultura mediterranea per il bere consapevole, dobbiamo insegnare ai giovani, ai ragazzi, agli adulti, perché la nostra cultura è quella del bere moderato, siamo il secondo paese al mondo per longevità, quindi nessuno può mettere in dubbio che sappiamo mangiare e bere. Io credo che abbiamo la miglior cucina nel mondo, i migliori vini nel mondo e con la grappa il miglior distillato al mondo. Ma anche in casa nostra, sottolinea Castagner, non va demonizzato il bere alcolici, tanto da proporre ai commensali che poi si debbano mettere al volante nel corso delle serate organizzate per lanciare un nuovo prodotto, di non bere sul posto, ma portare a casa il distillato da provare. Ci sono delle oste che girano per i tavoli per far provare questa novità, però chiede prima, ma lei guida? Sì, e allora non ti posso dare la grappa, ti diamo
la bottiglietta da portare a casa, quando non arriva a casa si siede, la mette in congelatore per mezz'ora e poi si gusta la grappa. La cultura è: non demonizziamo il vino, non demonizziamo la grappa, non demonizziamo i superalcolici, proponiamo invece quello che è proprio nel nostro stile di vita, che sappiamo come bere, sappiamo come mangiare e sappiamo come insegnare agli altri che abbiamo una cultura e una qualità del vivere che tutti ci invidiano. Siamo ora alla nostra pagina da Belluno e provincia. Scade la revisione, stoppata la funivia del Faloria Cortina, una tegola in piena stagione per la società che tra capo e collo sta cercando di riparare ad un errore di valutazione dei tempi per la revisione scaduta lo scorso 23 giugno. Sì, abbiamo fatto noi un errore di valutazione, che eravamo convinti che la scadenza fosse nell'anno solare, invece c'era quella data lì. È scattata la pratica amministrativa straordinaria alla Faloria Cristallo per porre rimedio, si spera nel più breve tempo possibile, all'errore di valutazione che ha portato i tecnici a pensare che la scadenza del 23 giugno imposta per la revisione dello scorrimento delle funi passanti delle cabine della durata di 7 anni potesse essere procrastinata entro l'anno solare. La notifica di stop alla funivia, che fece da sfondo alle acrobazie di Sylvester Stallone nel film Cliffhanger, è arrivata sabato scorso dall'ex Ustif, oggi Ansfisa, l'organo di controllo del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, e subito la società è corsa ai ripari. Abbiamo un pullman che porta da qui dalla funivia fino a Riogere e un servizio jeep da Riogere al rifugio Faloria che è aperto. Con la revisione degli impianti scaduta è impossibile consentire la prosecuzione dell'attività della funivia per evidenti ragioni di sicurezza. Una tegola inaspettata nel pieno della stagione estiva. Altrimenti i lavori sarebbero stati fatti ad ottobre invece che a maggio. Insomma, e adesso quanto tempo ci vuole? Non lo so, minimo 15 giorni ci vorranno, perché stiamo cercando una ditta che ci faccia subito questo lavoro e non è facile. Sullo sfondo l'ombra di possibili sanzioni amministrative per il periodo di carenza dal 23 giugno e per una ventina di giorni circa, durante il quale i collegamenti sono stati eseguiti ugualmente. Ruzzolo è in un dirupo per una ventina di metri e miracolosamente riporta solo un sospetto trauma alla spalla. È accaduto questa mattina in località Bellotti alla Mon. L'uomo, un 47enne di Trento, è stato recuperato dall'elicottero del SUEM che ha imbarcato i tecnici del soccorso alpino di Feltre per l'intervento, che è stato portato a termine in condizioni estremamente difficili a pochi metri dal precipizio sul torrente Cismon. Il 47enne è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Nel comprensorio di Auronzo il soccorso alpino e i militari della Guardia di Finanza hanno recuperato un 66enne di Mira che stava salendo con la moglie e i loro 2 cani al rifugio Fondasavio. L'uomo è scivolato fuori dal tracciato risalendo una pala erbosa a quota 2150 metri. Recuperato il veneziano, è stato trasportato all'ospedale di Cortina per una sospetta frattura alla gamba. C'è malumore a Padola e Dosoledo, il dico Melico Superiore, fra residenti e villeggianti. La rivoluzione della raccolta dei rifiuti, concentrata in un'unica area, pesa sui cittadini, specie quelli anziani privati delle piazzole ecologiche, costretti a conferire le immondizie ad alcuni chilometri di distanza dai centri dei rispettivi paesi. È un po' una cosa, diciamo, brutta andare dentro, portare tutto là, perché chi è solo come sono io, ho i fratelli, ma devono sempre scomodare, diciamo così, anche se fanno volentieri. Parlando di inquinamento, anche le immondizie bisognerebbe portarle in un posto che si chiama Moyer e che è distante 1 chilometro da Padola. Allora chi ha la macchina può caricare in macchina e andare in questo posto. Ma sapete l'inquinamento? Via le piazzole ecologiche a Padola e Dosoledo, unica area per il conferimento dei rifiuti, quella di Valgrande. Moyer. La rivoluzione annunciata la scorsa estate comincia a preoccupare residenti e villeggianti che potrebbero essere privati delle piazzole ecologiche presenti nei 2 paesi che distano alcuni chilometri da Moyer. L'incontro organizzato dall'amministrazione comunale per illustrare le nuove modifiche non ha contribuito a rasserenare gli animi. Tutti abbiamo la patente, non tutti abbiamo la macchina, non abbiamo
neanche vicini di casa che si prestano, purtroppo, e poi è lontano, è un disservizio fuori dal comune. Che fosse qua in un posto unico, ma più vicino, non come anche sì d'inverno, tocca andare là con la neve, con tutto, e sono tante persone che sono sole qua a Padola. E chi non ha la macchina deve rivolgersi al buon vicinato che faccia il piacere, a meno che non le buttino nel bosco. Io ho passato da tempo io tanta. Allora dover fare 3-4 chilometri e andare a portare le notizie è impossibile. L'amministrazione comunale pare stia valutando l'ipotesi di lasciare in appoggio almeno una piazzola per andare incontro alle necessità sollevate dai cittadini che auspicano una maggiore attenzione nei confronti dei bisogni primari di chi vive in montagna. Si costruiscono condomini, diminuiscono i servizi. Abbiamo perso perfino la parrucchiera. Entra nel vivo la campagna promossa dall'ULSS Dolomiti per la prevenzione del melanoma. Ieri i team del Dipartimento di Prevenzione hanno incontrato gli escursionisti del Rifugio Forcella Zove a Rifugio Semenza per un'opera di sensibilizzazione sugli stili di vita salutari. Oltre alla promozione dell'uso della crema solare in montagna è stata misurata la pressione a circa un'ottantina di persone che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità alla proposta. L'ULSS Dolomiti ha aderito all'iniziativa del CAI per uno studio sull'ipertensione e sui benefici della montagna. Per molti turisti è stata l'occasione di fare un controllo e confrontarsi con gli assistenti sanitari sull'importanza della prevenzione e i corretti stili di vita. Anche il commissario Giuseppe Dalbena ha partecipato alla giornata con una visita a Forcella Zovo. L'iniziativa sarà ripetuta in altri rifugi. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Altra giornata incandescente e afosa sul nostro territorio. Lieve attenuazione da giovedì, poi verso fine settimana anche una maggiore instabilità. Vediamo il dettaglio di mercoledì 19 luglio. Sul Veneto avremo spazi di sereno prevalenti, nubi più frequenti invece in montagna con rovesci sparsi in propagazione dal pomeriggio alle zone pedemontane e localmente fin verso le pianure. Caldo ancora estremo che mette a dura prova l'organismo, temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime che toccheranno punte di 39 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato di mattina, ma dalle ore pomeridiane sarà più variabile, con probabili temporali sparsi un po' su tutte le zone, localmente anche forti. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime sui 34-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo, poi le nubi si svilupperanno maggiormente e la probabilità di temporali sarà quindi in aumento, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 18-22 gradi all'incirca, massime sui 35-37 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.